Brava SRL è una realtà altamente qualificata e specializzata in commercializzazione di mosto concentrato rettificato, analisi chimiche nel comparto agroalimentare, servizi e consulenze in ambito enologico. Il laboratorio enochimico Brava SRL è autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali al rilascio di certificati ufficiali nel settore vitivinicolo aventi valore ufficiale anche ai fini dell'esportazione ed è accreditato a Credia. Brava SRL si trova nella zona industriale di Cormons in via Fermi 37, telefono 0481 61788, fax 0481 630103, email info@bravasrl.it. Elisa by Venica, parruccheria uomo-donna a Corona di Mariano del Friuli. Professionalità ed esperienza al servizio del tuo stile. Elisa by Venica riceve il martedì e il giovedì dalle 14 alle 21, il mercoledì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 8.30 alle 17.30, sabato 8.16 su appuntamento. Dai un taglio al passato, passa a trovarci. Studio Mauri, risarcimento danni, incidenti stradali, mala sanità, infortuni sul lavoro con responsabilità del datore. Lo Studio Mauri interviene a tutela del danneggiato senza alcun anticipo di spesa, pagamento del compenso patuito solo al buon esito del caso. Lo Studio Mauri si trova a Manzano, sulla strada regionale per Udine, in via Trieste 9/5, infoline 348 30 64 133. Studio Mauri, a tutela del danneggiato per il giusto risarcimento. Jazz and Wine, cocktail e wine bar a Cormons in via Matteotti 78. Feste a tema ed eventi con musica dal vivo, aperitivi, rinfreschi, feste di compleanno. Vieni a degustare le migliori etichette del Collio e non solo. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. Seguici su Facebook su Jazz and Wine Bar. Ti aspettiamo a settembre per la festa dell'uva. Ottica Amica a Cormons in via Francesco di Manzano, a 2 passi da Piazza Libertà. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche, lenti a contatto, specialisti in lenti progressive. Ottica Amica, al tuo servizio la professionalità di un ottico diplomato. Ottica Amica, per vedere da lontano e piacere da vicino. Unipolsai Assicurazioni, nuova filiale di Cormons in via Brollo 11, agente generale per Incristina. Professionalità e cortesia sono al centro del nostro servizio. Unipolsai, filiale di Cormons, offre coperture personalizzate a tutela del tuo patrimonio, dell'integrità fisica e integrità previdenziale. Diverse soluzioni personalizzate con possibilità di mensilizzazione del premio, interessanti scontistiche legate alle principali convenzioni, come ad esempio quella riservata ai soci Coop. Passa a trovarci in via Brollo 11 a Cormons, troveremo la migliore soluzione per te. Sono Antonio Menis, amministratore professionista nel ramo delle amministrazioni condominiali. Sono legale rappresentante di AM Amministrazioni Condominiali, che ha sede qui presso il mio studio in via Udine numero 19 a Cormons. Una società è nata nel 2001 e vede ad oggi quale socio anche mio cugino, l'ingegner Marco Donda. Collaboriamo con affermati professionisti e amministriamo condomini nelle province di Udine e di Gorizia. L'anno scorso sono stato nominato presidente di ANACI Gorizia, prestigiosa associazione, la prima associazione di categoria in Italia e che vede la serietà dei professionisti associati come primo punto. Un amministratore ANACI è il mio investimento dopo la tua casa e, come ho detto, i professionisti di ANACI si contraddistinguono per serietà, esperienza e l'elevata professionalità. Albergo, ristorante e pizzeria bar alla Pergola. Siamo specializzati nella cucina a base di pesce, offrendovi tantissime pietanze gustose e particolari. Provate i nostri primi piatti. Non solo pesce, ma anche un'ampia varietà di gustose pizze faranno la felicità di grandi e piccini. I nostri contorni sono preparati utilizzando ingredienti freschi e genuini, come formaggi locali e verdure di stagione. Concludete in bellezza assaporando uno dei nostri golosi dessert. Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Ristorante e pizzeria alla Pergola, via Matteotti 42, Cormons, Gorizia.
Presente sul mercato dal 1991, CMF è un'azienda specializzata nella produzione di particolari forgiati medio-piccoli, da 100 a 10.000 kg, che troveranno applicazione nei principali settori industriali quali meccanica generale, petrolchimico, navale, energetico e idraulico. L'attenta gestione manageriale e l'investimento in tecnologie evolute permettono di offrire sempre la giusta soluzione alle specifiche richieste del cliente, con un servizio efficiente, flessibile e puntuale. CMF SPA, via del Vino della Pace 36, Cormons, Gorizia. Benvenuti al Mio Friuli, il nuovo programma che vuole accompagnarvi attraverso le principali località del Friuli Venezia Giulia per riscoprirne la ricchezza e la vitalità del territorio, soprattutto attraverso l'attività di associazioni, enti o semplicemente gruppi di cittadini volenterosi che intendono valorizzarne la storia, le tradizioni, le risorse e i legami con genti e territori vicini e lontani. Iniziamo oggi questo percorso dal cuore del Coglio Goriziano, Cormons. Cormons si adagia ai piedi del Monte Quarin, sul quale sorgono e si distinguono già in lontananza la chiesa della Beata Vergine del Soccorso e la Rocca, il cui originario castello si ergeva sin dall'antichità e che divenne prima centro celtico e poi, grazie alla sua posizione strategica, castrum romano. Alle spalle i rilievi sloveni fanno da cornice. Dal Quarin il panorama è incantevole e nei giorni di cielo terzo lo sguardo spazia dalle Alpi al mare. È un ambiente di immenso fascino quello che ci circonda, dove a colline boscate di querce e castagni si alternano aree coltivate, soprattutto a vite, che producono i vini del Coglio, famosi ed apprezzati in tutto il mondo. Molti gli itinerari proposti che invogliano ad immergersi in questo paesaggio, da percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta. Scendendo ci si addentra nella Centa di San Giovanni, il suggestivo borgo medievale che costituisce la parte più antica della cittadina. Procedendo verso il centro storico si scorge il Duomo di Sant'Adalberto, patrono di Cormons, e si giunge in piazza 24 Maggio, dove si trova il neoclassico Palazzo Locatelli, ora sede del municipio. La piazza rappresenta uno dei principali luoghi di ritrovo dei cormonesi, dove trascorrono i loro momenti di evasione tra una conversazione e un buon bicchiere di vino. Profondo il legame di Cormons col suo passato asburgico. Nel 1500 passò come lascito ereditario dai conti di Gorizia all'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, la cui statua domina ancora la piazza centrale di Cormons, Piazza Libertà, e salvo una parentesi di dominazione veneziana, vi rimase quasi ininterrottamente per 400 anni, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Sotto l'impero asburgico, Cormons conobbe un periodo di forte espansione urbana, economica e di prosperità. Questo prestigioso passato, e anche in memoria dei benefici che Massimiliano I d'Austria concesse a Cormons nel 1518, dopo le violente battaglie contro Venezia, viene celebrato ogni anno dalla grande rievocazione storica, con il corteo in costume, i giochi cavallereschi dei maestri d'arme, gli sbandieratori e giocolieri, che richiamano nella cittadina numerosi visitatori. Ci troviamo presso i nuovi Giardini della Pace, inaugurati lo scorso 6 giugno in presenza delle massime autorità comunali, provinciali e regionali, un'area che è stata sottoposta ad un programma di riqualificazione urbana nell'area precedentemente occupata dalla caserma Giovanni Ammadio. Abbiamo nostro ospite il sindaco di Cormons che ci parla di questo evento. Salve signor sindaco. Buongiorno. Quindi 6 giugno 2015, data da ricordare per i cittadini di Cormons? Indubbiamente è una data molto importante perché è anche il risultato finale di un percorso iniziato molti anni fa, nel 2009, quando abbiamo coinvolto i cittadini con un procedimento di Agenda 21 e assieme a loro abbiamo deciso che cosa fare di quest'area che ci era stata ceduta dal demanio militare attraverso la regione. Per volontà unanime di tutti abbiamo deciso di trasformare quest'area appunto in un parco e il lavoro è iniziato appena siamo riusciti a reperire i fondi
e abbiamo portato a compimento questo primo lotto di lavori che ci ha permesso di iniziare il lavoro di demolizione e quindi anche iniziare la piantumazione di alberi, la sistemazione del verde e oggi indubbiamente chi entra a Cormons ha un'immagine completamente diversa della città, molto più bella, perché entrando si può ammirare il Monte Quarin, la chiesa, il castello, il centro storico, un panorama che c'era anche prima ma che però veniva impedito dalla presenza delle strutture militari e dal muro di cinta della caserma. E chi e quali enti hanno contribuito a questo importante progetto? Per il momento solamente il Comune di Cormons ha contribuito a questo progetto, quindi abbiamo reperito fondi comunali e abbiamo fatto questo primo intervento anche abbastanza consistente perché ha comportato un investimento di oltre 800.000 euro. Però abbiamo buone garanzie che la Regione ci verrà incontro, nel senso che tutti i consiglieri regionali, gli assessori che sono venuti qui da noi, che hanno avuto l'occasione di visitare e anche di partecipare all'inaugurazione del parco stesso, hanno riconosciuto che questo è senz'altro la prima esperienza in Regione di trasformazione di un'area militare dismessa, soprattutto la scelta del parco è quello che ha convinto tutti gli amministratori regionali. Per cui se in tempi rapidi ci sarà un'attenzione da parte della Regione potremo andare avanti con il secondo lotto, che significa demolizioni di ulteriori strutture che vedete qui alle mie spalle e quindi completamento dell'area, nel senso che dobbiamo attrezzarla, dobbiamo realizzare un impianto di illuminazione, quindi realizzare strutture sportive, perché questa è un'area in cui si possono organizzare moltissimi eventi, quindi diciamo dai concerti alle feste, ma soprattutto vogliamo che sia un'area che i cittadini usufruiscono, quindi mi fa piacere vedere che in questo periodo i cittadini cominciano ad entrare, si siedono sull'erba, considerando che laddove oggi troviamo l'erba fino a un anno fa c'erano strutture militari, quindi depositi, magazzini, e quindi il recupero è stato veramente importante. E quindi sono stati già organizzati degli eventi per usufruire di questo spazio riconquistato alla cittadinanza? Alcuni piccoli avvenimenti sono già stati organizzati e sono stati soprattutto organizzati in accordo con le scuole, perché effettivamente in questi mesi sono stati proprio i ragazzi delle scuole locali i protagonisti che in diverse occasioni, assieme all'amministrazione comunale, assieme ad altri gruppi e associazioni di volontariato, sono venuti qui in quest'area, hanno piantumato degli alberi, hanno fatto delle iniziative, hanno addirittura proposto dei progetti per l'ulteriore riqualificazione dell'area. Naturalmente sono progetti che vedono che ci trovano naturalmente molto d'accordo, in quanto prevedono la costruzione di attrezzature sportive, di percorsi ciclabili, piste di skate, quindi queste richieste dei ragazzi saranno veramente tenute in grande considerazione dall'amministrazione comunale. Quindi ci saranno dei futuri avvenimenti in programma da organizzare in quest'area, tutto un lavoro insomma ancora da organizzare, però diciamo, la volontà è forte, vero? Ecco, l'idea è questa proprio perché questa è un'area molto bella che si presta appunto a tantissime attività, a tantissime iniziative e quindi qui dovrà essere uno dei punti che nei prossimi anni dovrà essere valorizzato e sarà qui insomma una opportunità che noi offriamo ai cittadini con noi, ma non solo a loro, anche a tutti coloro che vorranno venire a visitare la nostra città, un'occasione in cui un'opportunità in cui trovarsi, in cui passare il tempo, in cui partecipare ad eventi che certamente metteremo in campo nei prossimi anni. Ringraziamo il sindaco di Cormons per il suo intervento, grazie signor sindaco. Grazie a voi della partecipazione e della possibilità che ci avete dato di pubblicizzare questo nostro intervento nella speranza che possa essere seguito anche da altri comuni. Infatti quello che volevo dire per concludere è appunto che speriamo che Cormons possa essere un esempio per altre amministrazioni comunali, visto che sono molte le aree, le caserme dismesse sul territorio della nostra regione. Grazie ancora. Grazie a voi. C'è un'associazione a Cormons che da diversi anni si occupa di mantenere vivo questo legame con il passato, la Società Cormonese Austria.
Nostro ospite oggi è il signor Giovanni Battista Panzera, che è il presidente dell'associazione. Una premessa, questa è l'8ª mostra che facciamo dedicata ai 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Perché abbiamo voluto fare queste mostre sulla Prima Guerra Mondiale? Perché noi, i nostri, sono andati a combattere sul fronte di Galizia. Noi eravamo sotto l'Austria. Sono partiti, molti non sono più tornati. Non sappiamo ancora l'elenco definitivo e completo dei nostri caduti, è una cosa vergognosa, perché sappiamo benissimo che ci sono questi elenchi ma non sono accessibili. Abbiamo allora cominciato a fare un percorso, visto che facciamo anche ricerche sui caduti da anni, incominciando a fare una mostra sul 1913, ultimo anno della Belle Époque. Dopo abbiamo fatto la mostra su Sarajevo, su quello che è seguito a Sarajevo quando hanno assassinato il pretendente al trono Francesco Ferdinando. Poi abbiamo fatto una mostra dedicata all'inizio della guerra che si titolava Meine Volker, cioè dal manifesto che aveva fatto l'imperatore Francesco Giuseppe per avvisare, mettere al corrente la popolazione che aveva dichiarato guerra alla Serbia. Poi abbiamo fatto una mostra sul fronte della Serbia, che è il primo fronte, dove all'inizio gli austriaci sono stati un po' sopraffatti dai serbi, che hanno fatto 50.000 prigionieri, di questi sono arrivati come prigionieri vivi nel campi dell'Asinar di prigionia meno di 20.000, morendo di fame, di stenti, in una famigerata marcia della morte che per 1.000 chilometri hanno attraversato la Serbia d'inverno a piedi nudi fra la neve, insomma, no? Poi abbiamo fatto una mostra dedicata alla Galizia, alla Bucovina, in quanto abbiamo voluto far conoscere quei territori dove i nostri sono andati a combattere. Poi abbiamo fatto una mostra dedicata al 97° reggimento, il nostro reggimento, perché il 50% dei nostri soldati sono stati arruolati nel 97° reggimento, poi c'era il 47° reggimento, c'era il 20° Feliega Battaglion, il 47° aveva anche sloveni oltre che italiani, l'87° che era composto da sloveni, e quindi praticamente abbiamo voluto dedicare a questo reggimento. E dopo abbiamo fatto una mostra, l'ultima era, adesso non mi ricordo il titolo, sempre dedicata alla Prima Guerra Mondiale, e sempre con risvolto locale, adesso non mi ricordo il titolo, ne abbiamo fatte tante, e l'ultima questa, che è una mostra dedicata interamente a Cormons, al periodo dei primi 3 anni dell'occupazione militare italiana di Cormons. Abbiamo, perché siamo dall'85, almeno io che faccio ricerche in archivi, tirato fuori tutto quanto avevamo fatto di ricerche, abbiamo esposto i diari dei reggimenti che per primi sono arrivati a Cormons, i diari locali, l'elenco di tutti i reggimenti che venivano in riposo dal fronte a Cormons. Pensate che Cormons nel mese di agosto del 1916 aveva 60.000 militari presenti a Cormons, tutti attendati in località Pradi, Subida, Boatina, Monticello, Borniano, Brazzano e altre. E questa mostra in particolare vuole non parlare di guerra, vuole parlare delle sofferenze di questa popolazione durante la prima guerra, durante questa occupazione, che improvvisamente da un giorno all'altro si trova un'altra amministrazione che viene considerata filo-austriaca, in cui le migliori persone, le più, diciamo, i maggiorenti vengono tutti internati, arrestati e internati nei campi di prigionia, oppure anche liberi a Firenze, in Sicilia, in Sud Italia, nel Nord Italia. Il problema anche dei redditi familiari, perché erano rimaste solo donne e bambini, e le donne dovevano arrangiarsi a rammendare la biancheria dei soldati italiani, le angherie fatte dalla loro podestà italiano, che se non sottoscrivevi un'offerta alla Croce Rossa o al prestito nazionale ti ritirava la licenza mettendo sul lastrico, e poi una scoperta eccezionale fatta nel marzo di quest'anno di un libretto con tutta la cronaca giornaliera del che è successo a Cormons proprio dal maggio 1915 al dicembre 1917. Questo ci ha permesso di fare una ricostruzione attenta. Sappiamo
quando è stata bombardata, dove sono stati bombardati. Pensate che la stazione ha avuto più di 60 bombardamenti, il centro cittadino ha avuto diversi bombardamenti, è morta molta gente, molte case distrutte e quindi praticamente sofferenze e patimenti. E qui c'erano solo donne, vecchi, bambini. Non ultima anche la fraternizzazione di questi soldati, soprattutto qua c'era il comando della seconda armata, quelli che erano fissi qua al comando della seconda armata e tutti i reggimenti di sussistenza con le ragazze cormonesi. A fine guerra questo periodo di occupazione ha lasciato nella sola Cormons 85 figli legittimi. Questi sono i problemi della popolazione. Ma anche i problemi dei soldati stessi, no? Costretti a stare in queste tende, gli ospedali, a Cormons c'era una caterva di ospedali. Pensate che l'ospedale militare, il cimitero militare di Cormons, che è vicino al cimitero civile, alla fine della guerra aveva 4.800 sepolture, quello di Angors aveva 1.199, no? Qua venivano a morire perché dal fronte venivano trasferiti qua. E tutte queste vicende che noi abbiamo voluto portare all'attenzione della popolazione, attenzione anche che c'è stata perché molta gente è interessata. Noi in tutte queste mostre abbiamo avuto sempre un buon afflusso di pubblico. Abbiamo con noi un altro membro del direttivo, il nostro ospite, che è il signor Manfred Sörna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Come mai ha deciso di scegliere Cormons, diciamo, come sua seconda città d'adozione, si può dire? Sì, io e mia moglie conosciamo questo paese più di 20 anni. Prima sempre per vacanza e dopo abbiamo deciso se troviamo una casa, prendiamo una casa di là. E noi siamo più di 3 anni sempre di là. Io sono nato da Graz, da Austria, e mi piace la storia di questa zona e anche la paese, la gente, il mangiare, il bere, vino, tutto. Tra le interessanti novità che abbiamo scoperto, chiacchierando tra un bicchiere e l'altro nei vari locali che si incontrano nelle vie e nelle piazze di Cormons, vi è un gruppo di persone amanti della bicicletta che ha fondato da poco un'associazione, il Collio Bike Team. E con noi per parlarcene il vicepresidente dell'associazione, Maurizio Moschion. Benvenuto Maurizio. Grazie. Qual è l'idea e come è nata l'idea dell'associazione? Allora, l'idea è nata da alcuni amici con la passione ovviamente della mountain bike ed è nata appunto quest'anno. Infatti la società è nuovissima, quindi costituita a febbraio di quest'anno, ma già diciamo era operativa così fittizia da qualche anno. E quindi così passeggiando un giorno in mezzo al nostro magnifico territorio abbiamo deciso di farla, ma semplicemente così. Facciamo questa associazione? Sì. C'è stato il benestare di tutti e così è nata, l'abbiamo fondata, eccetera. Attualmente abbiamo 37 soci ed è un ottimo risultato perché da febbraio ad oggi, quindi pochissimi mesi, siamo riusciti ad associare 37 persone. Infatti è un buon numero. E quali sono le iniziative, cioè non è solo sport, quindi ci sono anche delle iniziative di contorno, no? Che organizzate. E quali sono queste iniziative? Allora, diciamo il nostro non è a scopo sportivo, quindi infatti non è una SD, ma è una semplice associazione sportiva culturale. Lo scopo è ovviamente il benessere della persona, fondamentale, e promuovere il nostro territorio attraverso diciamo, le nostre divise, e quindi il nostro nome dice già praticamente tutto, quindi Collio, promuovere il nostro territorio e far conoscere ad altri gruppi, ad altre persone appunto i nostri bellissimi sentieri del nostro territorio. Quali saranno le future iniziative che avete intenzione di organizzare? Allora, diciamo che uno scopo fondamentale della società comunque è la beneficenza, quindi le nostre casse a fine anno andranno a zero e tutto l'avanzo andrà dato a beneficenza. Questa è una cosa che ci tengo a dire, ma anche il nostro presidente, che mi dispiace che oggi non è qui per impegni, e quindi con l'amministrazione comunale andremo a individuare diciamo, qualche persona o una serie di persone per fargli un bel regalo di Natale. Come iniziative
Come iniziative collaboriamo con due gruppi, l'associazione che organizza il Trail di Cormons, evento molto importante appunto per questo territorio. Noi con le nostre biciclette facciamo da apri e chiudi pista, la classica scopa, no? E collaboriamo anche con l'associazione che organizza la maratona dell'UNESCO, che fa il Cividale Aquileia. Anche qui facciamo dell'assistenza stradale, quindi per tutto il percorso. Diciamo che cosa abbiamo in programma. Siamo appena nati, stiamo un attimino cercando di capire cosa fare, però ovviamente quello che noi puntiamo è la promozione del territorio. Questo è fondamentale, quindi cercare delle collaborazioni con altri gruppi. Infatti già attraverso il nostro sito Facebook siamo già in contatto con altri gruppi, fare dei gemellaggi appunto per scambiare anche solo informazioni, ma soprattutto anche per portare qui della gente per vedere questo territorio. E far conoscere Cormons e il suo territorio circostante. Ti ringrazio Maurizio per averci concesso questa intervista che ci aiuta appunto a far conoscere questo territorio, e quindi adesso ti lascio unirti ai tuoi compagni d'avventura oggi per partire per questo nuovo percorso, e buon divertimento, buona partenza. Grazie. Tempi di bilanci per il calcio cormonese. Se la prima squadra retrocede, il settore giovanile naviga a gonfie vele, come ci conferma Bruno Raicovi, responsabile del settore giovanile grigio-rosso. Un bilancio sicuramente positivo, abbiamo incrementato il numero dei ragazzi che lavorano da noi. Quest'anno abbiamo partecipato al campionato regionale con la squadra giovanissimi, che erano anni che a Cormons non succedeva, e siamo riusciti a mantenere la categoria. E le squadre dell'attività di base hanno giocato e dimostrato di seguire quello che noi vogliamo come apprendimenti, quindi siamo estremamente soddisfatti. Insomma, contenti, è un buon viatico per la prossima stagione? Assolutamente sì. Una volta si diceva l'orto funziona? Sì, l'orto funziona, noi stiamo incrementando l'attività, i ragazzi dell'attività di base sono numericamente sempre di più. Cerchiamo di farli divertire imparando, abbiamo nello staff 5 professori di ginnastica che il prossimo anno diventeranno 8 per offrire la miglior professionalità possibile per i ragazzi che vengono a giocare alla Cormonese. E allora, come sempre, qui una volta si faceva calcio, si continua ancora? Assolutamente, si fa calcio e si cerca di far divertire i ragazzi nel giocare a calcio. La parola più importante è il gioco del calcio. E come si dice, i tretas sono di rigore? Sì, assolutamente. Si è svolta sul campo del Ricreatorio la 35esima edizione del torneo Marino Bigot, la kermesse calcistica amatoriale dedicata alla figura del carismatico dirigente arbitrale cormonese. Ben 12 squadre si sono sfidate per conquistare la vittoria, andata a sorpresa l'Udinese Club, che ha battuto in finale con un deciso 4-1 la favorita della vigilia, la Gigiote Vini Polencic. Il torneo non rappresenta solo passione calcistica, ma è anche un'importante occasione di solidarietà. L'Associazione Amatori Calcio Leon Bianco, che organizza la manifestazione, da anni affianca un istituto di suore impegnato nei quartieri degradati della città argentina di Santa Fe al recupero dei ragazzi di strada, i Niños de Rua. Il progetto, oltre a concreti aiuti economici, ha portato alla nascita di una squadra di calcio, che in onore dell'associazione porta il suo nome, Amatori Calcio Leon Bianco, che ha lo scopo di attirare i ragazzi unendo lo sport al recupero scolastico. Il mondo del calcio affascina infatti i ragazzi, e coloro che desiderano entrare a far parte della squadra devono anche accettare di frequentare la scuola. La squadra partecipa al campionato di calcio ufficiale argentino e diversi giovani calciatori hanno vinto una borsa di studio per meriti scolastici. Una grande soddisfazione per il Leon Bianco e per Cormons. Si conclude qui, da Piazza 24 Maggio a Cormons, la prima tappa del nostro viaggio attraverso il Friuli. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata.
i nostri gentili ospiti, i nostri amici silenziosi, gli sponsor, per le musiche Massimo Coloso e le persone che ho qui vicino a me, la regia Omar Costantini dall'altra parte della telecamera e la produzione Edoardo Mauri. Da parte nostra un affettuoso saluto. Alla prossima, Mandi! Brava SRL è una realtà altamente qualificata e specializzata in commercializzazione di mosto concentrato rettificato, analisi chimiche nel comparto agroalimentare, servizi e consulenze in ambito enologico. Il laboratorio enochimico Brava SRL è autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al rilascio di certificati ufficiali nel settore vitivinicolo aventi valore ufficiale anche ai fini dell'esportazione ed è accreditato a Credia. Brava SRL si trova nella zona industriale di Cormons in via Fermi 37, telefono 0481 61788, fax 0481 630103, email info@bravasrl.it. Elisa by Venica, parruccheria uomo-donna a Corona di Mariano del Friuli, professionalità ed esperienza al servizio del tuo stile. Elisa by Venica riceve il martedì e il giovedì dalle 14 alle 21, il mercoledì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 8:30 alle 17:30, sabato 8-16 su appuntamento. Dai un taglio al passato, passa a trovarci. Studio Mauri, risarcimento danni, incidenti stradali, mala sanità, infortuni sul lavoro con responsabilità del datore. Lo Studio Mauri interviene a tutela del danneggiato senza alcun anticipo di spesa, pagamento del compenso pattuito solo al buon esito del caso. Lo Studio Mauri si trova a Manzano, sulla strada regionale per Udine, in via Trieste 9/5, infoline 348 30 64 133. Studio Mauri, a tutela del danneggiato per il giusto risarcimento. Jazz and Wine, cocktail e wine bar a Cormons in via Matteotti 78. Feste a tema ed eventi con musica dal vivo, aperitivi, rinfreschi, feste di compleanno. Vieni a degustare le migliori etichette del Collio e non solo. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. Seguici su Facebook e su Jazz and Wine Bar. Ti aspettiamo a settembre per la festa dell'uva. Ottica Amica a Cormons in via Francesco di Manzano a 2 passi da Piazza Libertà. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche, lenti a contatto, specialisti in lenti progressive. Ottica Amica, al tuo servizio la professionalità di un ottico diplomato. Ottica Amica, per vedere da lontano e piacere da vicino. Unipol-SAI Assicurazioni, nuova filiale di Cormons in via Brollo 11, agente generale per Incristina. Professionalità e cortesia sono al centro del nostro servizio. Unipol-SAI, filiale di Cormons, offre coperture personalizzate a tutela del tuo patrimonio, dell'integrità fisica e integrità previdenziale. Diverse soluzioni personalizzate con possibilità di mensilizzazione del premio, interessanti scontistiche legate alle principali convenzioni, come ad esempio quella riservata ai soci Coop. Passa a trovarci in via Brollo 11 a Cormons, troveremo la migliore soluzione per te. Sono Antonio Menis, amministratore professionista nel ramo delle amministrazioni condominiali. Sono legale rappresentante di AM Amministrazioni Condominiali, che ha sede qui presso il mio studio in via Udine numero 19 a Cormons. Una società è nata nel 2001 e vede ad oggi quale socio anche mio cugino, l'ingegner Marco Donda. Collaboriamo con affermati professionisti e amministriamo condomini nelle province di Udine e di Gorizia. L'anno scorso sono stato nominato presidente di ANACI Gorizia, prestigiosa associazione, la prima associazione di categoria in Italia e che vede la serietà dei professionisti associati come primo punto. Un amministratore ANACI è il mio investimento dopo la tua casa. E come ho detto, i professionisti di ANACI si contraddistinguono per serietà, esperienza e l'elevata professionalità.
Albergo, ristorante e pizzeria bar alla Pergola. Siamo specializzati nella cucina a base di pesce, offrendovi tantissime pietanze gustose e particolari. Provate i nostri primi piatti. Non solo pesce, ma anche un'ampia varietà di gustose pizze faranno la felicità di grandi e piccini. I nostri contorni sono preparati utilizzando ingredienti freschi e genuini, come formaggi locali e verdure di stagione. Concludete in bellezza assaporando uno dei nostri golosi dessert. Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Ristorante e pizzeria La Pergola, via Matteotti 42, Cormons, Gorizia. Presente sul mercato dal 1991, CMF è un'azienda specializzata nella produzione di particolari forgiati medio-piccoli da 100 a 10.000 kg, che troveranno applicazione nei principali settori industriali quali meccanica generale, petrolchimico, navale, energetico e idraulico. L'attenta gestione manageriale e l'investimento in tecnologie evolute permettono di offrire sempre la giusta soluzione alle specifiche richieste del cliente con un servizio efficiente, flessibile e puntuale. CMF SPA, via del Vino della Pace 36, Cormons, Gorizia. Il nostro gruppo Media Triveneto, con 8 emittenti, siti internet e radio, assume 2 tecnici da inserire nel settore programmazione ed emissione. Per colloquio, interessati o interessate potranno telefonare in orario di ufficio ai seguenti numeri: 0434 55 14 55 oppure 0434 55 24 44.